Perfetto, allora siamo online proprio dalla Maker Faire Sardinia, ci avete visto nella TV poco fa, adesso invece iniziamo la nostra parentesi social, vado subito sulla fiera, questo è il primo giorno, anzi proprio la primissima ora di fiera, Maker Faire Sardinia, e si sta tenendo al Museo Archeologico di Olbia oggi, domani e domenica. Facciamo un piccolo tour virtuale, ma ovviamente l'invito è quello di venire a vedere i maker, i prodotti dei maker dal vivo. E vediamo tra i tanti invitati, tra i tanti banchi in esposizione, ci sono quelli delle scuole, le scuole che presentano le ultime novità, le cose su cui lavorano in realtà durante tutto l'anno. Questo è l'alberghiero di Arzachena, vediamo appunto il professore con lo studente che mostrano i loro lavori. Ciao, come ti chiami? Buonasera, sono Gianmario. Ciao Gianmario. Quindi questi sono alcuni prodotti fatti da voi, in che modo? Sono fatti tramite la stampante alimentare che è apposta per gli alimenti. Si possono creare molte cose tramite un software che c'è. Diciamo che è un'intermediazione tra cucina e tecnologia. Quindi è la cucina fatta con la stampante 3D. Oltretutto è anche molto bella per invogliare anche i bambini, facendo magari dei disegni, si possono personalizzare e quindi invogliando i bambini magari, visto che la frutta o la verdura facciamo fatica a mangiarli, senza renderci conto che verdura c'è la possibilità di farli mangiare. In effetti guardando questo sembra uno di quei piatti gourmet, no? Da ristorante. Invece alla fine sono tutte le cose che le mamme vorrebbero far mangiare ai figli, no? Non molto nei ristoranti, li troviamo soprattutto in quelli gourmet. La scuola la fa più che altro come corso per le basi, insomma, su come le dosi. E tu sei uno studente? Io sono uno studente di accoglienza. Sei uno dei più bravi, per essere venuto qua. Dai, guardiamoci, fai vedere anche, ci descrivi il lavoro del tuo prof. Professore che si chiama? Fabrizio Piras, eccolo qua. Cosa stai facendo, Fabrizio? Cosa sta facendo, prof? No, anche Fabrizio va bene. Non è andata bene. C'è qualcosa che no. Quindi è un altro modo di lavorare, no? Completamente. Sì. Quindi cosa avete fatto finora? Vai, facci vedere un po' i piatti. Allora, abbiamo fatto la rana, che insomma era all'inizio una prova che è stata fatta con i piselli, sono stati drittati, insomma tutta la lavorazione che viene fatta, e tramite questo il professore ha scelto cosa fare e quindi abbiamo bloccato subito sulla testa, perché sapendo che la prima stampa può rischiare di non uscire bene, quindi per evitare questo abbiamo deciso di bloccarla, mentre questi sono tutti crema mascarpone. Mascarpone? Sì, insomma tutti gli elementi del tiramisù, questa è pasta sfoglia per esempio, qua troviamo la Philadelphia. Come si fa a convincere le persone che è commestibile, che è realmente commestibile? Quando vedono come viene fatto sembra più di stare in un laboratorio scientifico. Perché a parte ci deve essere una fiducia tra il cliente e il lavoratore, però se io mi presento con un istituto professionale alberghiero dovrebbero capire che essendoci un settore di cucina è tutto commestibile, è tutto fatto da noi, dai miei colleghi di cucina e pasticceria. Bene, allora ti lascio al tuo lavoro col prof e ci vediamo, goditi la fiera,
quindi Maker Faire Sardegna a Olbia al Museo Archeologico. Ovviamente questo è un piccolo tour virtuale, scusate, ci sarà un po' di casino, ma mettetelo in conto perché c'è tanta gente, anzi meno male, ma l'invito è a venire a vederlo dal vivo. Sono venuti molti maker da molte parti della Sardegna, ma anche dall'Italia, dal resto d'Italia, come voi. Ciao! Ciao, io sono Lorenzo del Fab Lab di Belluno. Fab Lab di Belluno, quanti anni hai Lorenzo? 22. Sei più piccolo di me, guarda, facciamoci vedere, facciamo proprio l'intervista. Allora, voi cosa fate? Veniamo al joystick. Sì, allora, abbiamo qua un progetto open source che è il progetto della Open Force Feedback Direct Drive. Praticamente è un controller per un simulatore di guida, il volante del simulatore, che è praticamente progettato solo con componenti non specifici per i simulatori, quindi un motore che è un motore di un CNC, il volante che abbiamo stampato in 3D e tagliato a laser, e tutta l'elettronica che abbiamo realizzata con le tecnologie che abbiamo in Fab Lab. Aspetta, facciamo vedere perché è particolare, guarda. Allora, quindi questo quanto ci avete messo a realizzarlo? Questo, diciamo, il progetto è durato più di un anno, ecco, quindi c'è stata tutta la parte di test, di sviluppo e poi anche di integrazione sul simulatore completo che abbiamo a Belluno. Era difficile portare in aereo fino a... Ma immagino questo tipo di lavori proseguono i vostri studi, no? Il vostro percorso di studi. Esatto. Io sono un elettronico, adesso mi occupo di hardware in un'azienda, in una multinazionale, però sì, siamo tutti i maker che hanno partecipato a questo progetto di fatto sono tecnici, informatici, elettronici, progettisti firmware, hardware, software, quindi abbiamo mixato un po', abbiamo cercato di condensare tutte le professionalità di fatto che c'erano nel nostro Fab Lab per portare a un progetto che ci gasasse, diciamo così, un po'. Quindi... perché vedo siete tutti giovani, no? Sì, diciamo che il bello del Fab Lab è che accettiamo di tutto, quindi non siamo solo giovani nel Fab Lab di Belluno, però in gran parte, ecco, quindi però è bello anche che ci sono anche persone magari un po' meno giovani che si interessano e portano comunque tanta esperienza di fatto nel loro così bagaglio di esperienza lavorativa. E ci fai vedere invece di là, esatto, cosa c'è? Tanto dobbiamo urlare perché c'è un sacco di gente dietro di noi. Allora vai, cosa sono? Orologi, ok. Che si basano su queste valvole, ok, che sono delle valvole Nixie. Allora io sono completamente ignorante, spiegami tutto. Sono praticamente dei tubi di vetro riempiti di gas neon e sono la prima tecnologia di display numerico digitale che è stata inventata. Era praticamente stati usati sia in America che in URSS per le tecnologie spaziali, per le strumentazioni di terra, per le missioni spaziali. E effettivamente sono molto complessi, come potete vedere, però il risultato che si può ottenere con questo display è praticamente unico, perché la luce non è un'incandescenza, ma bensì è la luminescenza e la ionizzazione del gas all'interno, quindi è come se noi avessimo condensato un piccolo cartello neon all'interno di questi tubetti di vetro. Tempi di creazione, quanto ci avete messo? Allora, questi di ideazione più di un anno, abbiamo lavorato, è già dal 2019 che segue questo progetto e poi in realtà abbiamo talmente ottimizzato che un orologio riusciamo a produrlo in circa mezz'ora, però chiaramente ci sono voluti migliaia di ore di ricerca e sviluppo per arrivare ad ottimizzare così tanto il processo. Invece questo che cos'è? Questo qui è un display che si chiama Split Club. Praticamente si può vedere, anche, vediamo se dopo riusciamo a farlo, a chiedere ai miei colleghi se riescono a farlo andare, ma era dei display a palette come quelli che qualche anno fa si vedevano negli aeroporti o nelle fermate dei treni. Alle stazioni anche, esatto, vero. Leonardo, fai partire lo split club? Leonardo, in diretta ce lo fai partire, vai. Dacci questo brivido. Esatto. Eccolo lì. Ok, bene.
ci sta salutando. Ci ha detto ciao. Ah, bene. grazie. Questo spero di aver chiarito qualche dubbio. Rimarrete tutti i 3 giorni? Certamente, e se volete farci qualche altra domanda abbiamo su Instagram FabLab1, potete mandarci un direct e noi siamo sempre noi, quindi rispondiamo. Grazie. Grandi, complimenti. Si chiamano, che si mettono alla base dei muri. Allora, ripeto, scusate ovviamente un po' di rumori di sottofondo che ci sono, ma anzi sono rumori belli perché sono rumori di persone che sono venute a vedere tutte le creazioni. Questa è la sala buia, i ragazzi di Cube Control di Sassari tra l'altro, quindi un'eccellenza del territorio, che realizzano joystick e potete vedere l'effetto bello, l'effetto visivo molto bello. E questi sono i tanti mondi che si incontrano alla Maker Faire Sardinia, che abbiamo visto l'innovazione, abbiamo visto i videogame e adesso vediamo anche l'arte. Mano a mano in questi giorni, in queste ore, oggi, domani e domenica sentiremo alla fine un po' tutti quelli che sono i maker arrivati o da altre parti della Sardegna o anche da altre parti d'Italia. Infatti ci faremo un bel po' di chiacchierate che potrete recuperare anche con la Maker Faire Sardinia TV. Stiamo andando in onda su Facebook, su YouTube e potrete vedere. Questa, diciamo, è una piccola appendice social. E qua siamo con il Fab Lab di Terracina. Ciao. E con Vittorio. Ciao Vittorio. Ciao. Allora, tu sei arrivato qua al Maker Faire Sardinia, vedo il tuo banco, è molto interessante. Cosa ci proponi? Facci vedere un po'. Beh, questa volta vi propongo... Tu c'eri già stato anche 2 anni fa al Maker ci siamo Island. stati perché poi la pandemia ci ha un po' bloccato e quindi abbiamo preferito aspettare tempi migliori per ritornare con più forza. Bene, cosa ci fai vedere? Allora, questo è lo skate elettrico che abbiamo costruito all'interno del nostro Fab Lab. A parte le parti come motori, ruote, track che non siamo in grado di poter costruire da soli, tutto quanto è costruito in casa. Guarda, proprio adesso c'è il video che ti mostra, abbiamo costruito anche il pacco batteria. Ma è qualcosa di nuovo oppure solitamente vi occupate di questo tipo di creazioni? Noi ci occupiamo, diciamo, di progetti che ci vengono in mente in quel momento, e diciamo perché non siamo in grado di farli, sì, e siamo contenti di farli. Diciamo che riusciamo a fare quasi tutto. Abbiamo stampanti 3D, abbiamo macchine a taglio laser, una postazione di falegnameria semiprofessionale. Infatti in questa postazione di falegnameria abbiamo creato skateboard, longboard classici, semplici. Sono dei pezzi proprio artigiani, sono dei pezzi unici di artigianato. Pezzi unici, fatti proprio artigianalmente. Il Fab Lab ci viene in aiuto in questo con i mezzi che ci mette a disposizione, che mettiamo a disposizione degli iscritti. Senti, ma ci hai pensato adesso nella tua postazione, cioè dietro hai una barca romana, una nave di resti di una nave romana. Esatto, potresti dare anche là, potresti controllare un po', no? Insomma. Ti dico un po' chi è il Fab Lab Terracina. Il Fab Lab Terracina nasce 3 anni fa da un progetto, noi siamo un progetto dell'azienda speciale Terracina, che è un ente strumentale del comune di Terracina che si occupa di servizi sociali, delle politiche giovanili, gestiamo asili nido comunali. E nell'ambito proprio delle politiche giovanili, con fondi presi dal distretto LT4, distretto sociosanitario LT4,
abbiamo messo in piedi questo Fab Lab, all'interno del quale, oltre ai classici maker che vengono per creare i loro prototipi, per vivere un po' la vita di chi si sporca le mani, di avere un garage, diciamo, i vecchi garage degli 80-90, però un po' più tecnologici, ospitiamo delle interessantissime realtà. Quella che stai vedendo adesso è l'associazione Liberamente APS, che si occupa di bambini con disordini dello spettro autistico, e ti dice bene perché proprio in questo video che stiamo andando adesso siamo arrivati al momento giusto. Sì, siamo al momento perfetto. Abbiamo realizzato questo progetto ai Work IM in cui abbiamo insegnato a 4 bambini autistici a titolo totalmente gratuito ad usare stampanti 3D. Gli abbiamo chiesto che cosa gli diceva la mente in quel momento, che cosa volevano disegnare, e loro, chi era il periodo che morì Maradona, quindi era un fan di Maradona, e quindi Maradona con le ali, chi un robot, chi un mostro, li hanno disegnati, li abbiamo creati in 3D e loro li hanno stampati, colorati, e se li sono portati a casa. È stato un progetto bellissimo, e questi 4 ragazzi che, ripeto, soffrono di disturbo dello spettro autistico, adesso riescono a usare una stampante 3D meglio di un normodotato che non ha mai approcciato a queste tecnologie. Oh Vittorio, grazie, ci ha raccontato buone storie. Vai. realtà di cui andiamo fieri Vai. è Light Science, che è una startup che si è affidata a noi per vi spiega un po' Marco. Ciao Marco. Il CEO di questa startup. Dici un po', dici. Abbiamo salvato. Infatti. Facciamo anche questo. Salvato il computer. Light Science è un'azienda che si occupa di medicina, e nella medicina si occupa nella fattispecie di analisi mediche ovunque ci sia una connessione internet. Abbiamo portato qui le 3 iterazioni di prototipo che abbiamo fatto in collaborazione col Fab Lab di Terracina, a partire dalla proof of concept, la prima iterazione certificabile, la versione attuale che abbiamo presentato via Technology a Parigi pochi giorni fa. E il nostro obiettivo è quello di far sì che tramite la nostra tecnologia pluripreventata le persone che soffrono di malattie croniche possano essere seguite al meglio con tutto quello di cui hanno bisogno, analisi, televisite, consulti, direttamente da casa loro, con un grande beneficio soprattutto per chi abita in aree remote, per chi abita magari in regioni meno centrali rispetto alle classiche Roma, Milano o quel che sia, e democraticizzando l'accesso alle cure, in maniera tale da uniformare il livello nello standard più alto per tutte le persone. Perfetto, complimenti davvero, bravi, grazie. Un luogo di inclusione sociale, ovviamente, un luogo, come detto prima, il garage degli anni 80 rimodernizzato in versione 4.0, ma anche associazionismo con l'associazione Liberamente, alta professionalità con la Light Science, e poi ci divertiamo tantissimo a fare anche queste cose. Grazie. Allora con Vittorio e Marco abbiamo concluso il primo piccolo giro del Maker Faire Sardinia. Adesso torniamo su con la TV, con le altre interviste, con gli altri corner. Ma voi rimanete qua tutti e 3 giorni? Sì, se volete provare lo skate elettrico, noi vi permettiamo anche di farci un giro sopra, quindi provare l'ebbrezza della velocità su 4 pini vuote. Allora adesso lo provo. Adesso ci rivediamo su Facebook e su YouTube con la Maker Faire Sardinia TV. A dopo.